Lasciate subito 1000 mi piace e fatemi sapere qui sotto nei commenti chi è la vostra cantante preferita. Ah, e soprattutto, raga, iscrivetevi al canale, tanto è gratis, lo sapete. Siamo molto vicini ai 40.000 iscritti. Insieme possiamo farcela. E wagyu! Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Siamo con LDA. Gliel'avevamo promesso. Un altro video insieme, dopo il cosa ne pensi. Però come avete visto dal titolo e dalla miniatura, questo è un video goloso, diciamo, perché ti faccio votare le cantanti più belle. Ok. Quindi dai un voto alle cantanti più belle, Ok. tramite una tier list che ho trovato su internet. Ok. Allora, questa tier list ti dà la possibilità di votare le cantanti in base a top, Ok. bella, Ok. carina, canta che è meglio, non è proprio bellissima, Ok. e no, Ok. che è proprio no. Vai. Ragazzi, prima di cominciare lasciate un bel mi piace, un bel commento sotto questo video e fatemi sapere se volete altri video con Luca. Scrivete che vi leggo. Allora, leggiamo. vi leggiamo pure Luca. Allora, partiamo subito. Emma Marrone. Emma Marrone, bella Emma Marrone. Bella? Bella. Emma Ok, Marrone. solo bella. Bella e brava. Ok, Bella e brava. dai pure una recensione a livello canoro. Sì. Vai. Vabbè, Emma ha una voce clamorosa. Cioè, super riconoscibile, super particolare. Emma ci piace. Adele. Adele carina, dai. Ok. Adele carina. La preferisco come cantante. Laura Pausini. Laura Pausini. Devo valutare la bellezza secondo I tuoi canoni, i miei diciamo. canoni. E canta che è meglio allora. Canta che meglio, perché poi sembra brutto. No, però- che poi sembra brutto, ma in realtà no. Vabbè. Che poi vabbè, una voce strepitosa, però stiamo valutando no, Sì. la bellezza soggettiva. Esteticamente, esatto, per te. Arisa. Arisa è particolare. Cambiata però molto negli cambiata ultimi molto negli ultimi anni. È carina, Arisa è carina, dai. Ok. Avril Lavigne. Sto pensando tra carina e canta che è meglio. Mi fa ridere. Sì, forse canta che è meglio. Ok. Canta che è meglio. Michelle Branch, che non conosco perché non No, sono... onestamente nemmeno io posso vederla. Eccola. Sembra... No. No. È il primo no della Ah, tier no. list. Ah, proprio no. Ok. No. Ariana Grande. Top. Top. Ariana. Ok, la prima top della nostra classifica. Ariana Grande è top. Top pure per canzoni. Tutto. Tutto. È tutto top. Ok. Billie Eilish. Billie Eilish è carina. La preferisco come cantante. Taylor Swift. Taylor Swift, bella dai Taylor Swift. Ci piace Taylor. Ok. Taylor ci piace. Camila Cabello. Ho pronunciato Top. bene? Pure lei Camilla top. Cabello, top. Ci piace tanto. Kelly Clarkson. Scusatemi. Ma pure a me però. No. Per me è un no, esteticamente. Ok. Cristina Aguilera. Top. Cristina Aguilera è top. Ok. Britney Spears. Britney Spears tra bella e carina. Carina. Ok. Sia. Sia è bella, dai, Sia ci piace. Eppure è bravissima lei. Nicki Minaj. Nicki Minaj bella e brava. Cardi B. Cardi B top. Ma tutte queste cantanti le conosci dal vivo? Solo due? No, da vicino? Sì, no, personalmente. No. Ok. Solo quelle italiane. Ok. Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo non lo so, carina. Sì, è carina Olivia, carina. Maria Carey. Non mi fai sapere tu, vabbè, giustamente il tuo mestiere, io non le sì. conosco. Mariah Carey poi dovrebbe essere. Mariah Carey. Vabbè, io l'ho Sì, proprio sì, pronunciato sì. come si scrive. Maria Carey. Bella, dai. Selena Gomez. Top. Vabbè, pure le Sami Selena Gomez, top. Zara Larson. Zara Larson è carina pure Zara Larson, lo sai? Giammano. Carina. Giammano. Carina. Ok. Ava Max. Non la conosco. Nemmeno. Nel dubbio no. Tutte quelle che non conosco mettiamo no. Baby K. Baby K, bella, soprattutto per l'età che c'ha. Quanti anni ha Baby K? Penso che sta sulla quarantina, lo sai? Perché si porta super giovane, cioè se la vedi sembra una ragazzina. Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini carina, secondo il mio punto di vista. Ah, ok. Tu l'avresti messa più in alto. Almeno bella. Almeno bella. Almeno bella l'avrei messa. Vabbè, però ci sta, è soggettiva vedi, come è cosa. super soggettiva come cosa. Questa non la pronuncerò mai bene. Gary Halliwell. No, mi dispiace, non la conosco. No. Nel dubbio mettiamo no. Ok, Victoria Beckham. Victoria Beckham mettiamo canta che è meglio. Sempre il mio gusto soggettivo, però è una bella ragazza pure lei. Pronunciala tu. Melanie C, come si chiama? Melanie sì. Perché poi sta pure Melanie B. Melania? Melania. Non esiste. Melania, no, ci sarà qualche Melania cantante. Non lo so, forse canta che è meglio. Melanie C e Melanie B? Carina. Ah, ok. Emma Bunton. Non la Non la conosco. conosco. Quindi la mettiamo no. Sì. Scusa, se siete fan, non le conosco. Demi Lovato. Demi Lovato, bella dai, bella lei. Ok. Rita Ora. Rita Ora non la conosco. Ma nemmeno io. Però
Però sembrava bella. È bella, dai, lei si ha fiducia, se non la conosciamo. Andiamo a fiducia A tramite le fiducia. foto che stiamo vedendo qui sotto. Bebe Rexa. Bebe Rexa. Non la conosco, ragazzi. Scusatemi. Ma chi? Non la conosco. Sophie Ellis Baxter. Non la conosco. Mettiamo sempre no. Charlie XCX. Non la conosco, mi dispiace. Ma chi sono sta gente? Shari. Nemmeno. Shari, aspetta, è quella che ha fatto Sanremo. Ah, era sì, ho conosciuto a Sanremo a Shari. Carina. Carina. Carina, dai, Shari, carina. Ok, Holly Valance. Non la conosco. Sto facendo pure una brutta figura io. Rihanna. Rihanna. Guarda, Rihanna carina. Vista da non vicino? rientra. No, mai vista da vicino. Non rientra tra nei miei gusti. Pink. Pink. Fammela vedere, forse. No, non la conosco proprio. No. No. Beyoncé. Beyoncé top. Sono poche le toppe che hai messo. Sì, perché- sì. Katy Perry. Katy Perry è bella. Katy Perry ci piace. Dua Lipa. Dua Lipa top. Ecco un'altra top. Jennifer Lopez. Top. Mamma mia, pure per l'età che ha. Jennifer Lopez avrà sempre il mio rispetto. Annalisa. Sempre top, pure Annalisa. Ho parlato. Siamo... È tutte mo. Anna Mena. Top pure Annamena. Molto bella. Kesha. Non la conosco, mi dispiace. Paola Iezzi. Perché non mi sembra un... Chiedo scusa a Paola, non ti conosco, sei una bellissima ragazza. Quindi? Carina, vai, a fiducia. Elodie. Top. Dovresti mettere Elodie. Top, bella, carina, canta che è meglio no. Ah, è così la classifica. Sì, sì, sì. Quindi prima di tutto c'è Elodie. Elodie. Paolina Rubio. Non la conosco. Madonna. Madonna, carina come cantante. Vabbè. Lady Gaga. Carina pure Lady Gaga. Alicia Keys. Ah, Alicia Keys. Alicia Keys tra top e bella, lo sai? Bella. Bella. Beh. Shakira. Shakira bella. E Siria. Carina. Ok. Emma Muscato. Emma Muscat forse. Sì. Emma Muscat top. Bellissima ragazza. Ok. Carmen Ferreri. Carmen Ferreri. Ah, la ragazza che ha fatto Amici. Carina, dai. Ok. Federica Carta. Un'altra ragazza che ha fatto Amici. Sì. Carina anche lei. Non la pronuncerò mai bene lei. Vica Gigulina. No, non la conosco. Ma No. pure quella di dopo. Alexandra Stan. Pure quella di dopo. Non la Natalie Imbruglia. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus, carina, dai, carina. Non ci dispiace, non ci dispiace. Ok. Elisa? Ce l'hanno fatto fare Elisa? No, vabbè, Annalisa. Ah, Elisa Annalisa. è carina, dai, Elisa. Ok. Come cantante strepitosa. E Giorgia? Giorgia è carina anche lei. E come cantante strepitosa. Perfetto, allora facciamo una cosa. Prima di chiudere il video, Sì. la top 3 delle top. Top 3. Vabbè, la prima ce l'abbiamo La prima scoperta. Elodie. Ok. Poi mettiamo Ariana Grande al secondo posto e Anna Mena al terzo. Perfetto, questa è la classifica delle più belle cantanti non solo italiane di LDA. Se volete altri contenuti del genere fatecelo sapere qui sotto nei commenti che vi leggiamo. Assolutamente. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, addio. Ciao.